Violentata a Monteberico. L'incubo per una ragazza inizia la notte tra il 22 e il 23 dicembre, quando, dopo aver litigato col compagno in un locale una volta per strada, da sola tra le scalinate di Monteberico e la Valletta del Silenzio, è stata inseguita e aggredita da uno straniero che l'ha violentata in un luogo appartato. La vittima, però, approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, è riuscita a fuggire e a lanciare l'allarme alla sua famiglia, che l'ha accompagnata al pronto soccorso. E proprio dall'ospedale San Bortolo è partita la segnalazione alla questura. Gli investigatori, grazie alla ricostruzione minuziosa dei fatti da parte della ragazza, hanno avviato le indagini individuando il presunto aggressore che è stato portato in questura. Gli elementi indiziari, in particolare il fatto che l'immigrato indossasse un paio di ciabatte estive durante l'inverno, seppure non idonei a consentire l'arresto in flagranza, hanno fatto decollare l'indagine. Decisivo il riscontro sul profilo genetico del sospettato disposto dal pubblico ministero, che si è rivelato appartenere proprio all'indagato. Il Tribunale di Vicenza ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere che, a 4 mesi di distanza dalla violenza, ha permesso al commissariato di polizia San Paolo di Roma di arrestare l'immigrato 25enne proveniente dalla Guinea. Lo straniero, tra l'altro, era già stato indagato per aver aggredito degli operatori sanitari nel piazzale della sede del 118 di Vicenza e per essersi introdotto in un'abitazione privata in centro storico, dove si era poi opposto agli agenti chiamati dai proprietari di casa. Per questo era stato accompagnato al centro per i rimpatri della zona di Roma, dove è stato trovato adesso dagli agenti del commissariato romano, che lo hanno portato in carcere a Regina Coeli.